devo dire che da sempre mi affligge un fantasma, un'ossessione, quella che provavo da insegnante quando entravo in classe alla quinta. Sicuramente cosa c'ha poi straccoso, il strappo e tutto non deve essere più facile a narrare in sintesi, in poche paraulas, su che gli deve essere necessario narrare. Io credo che una manzanata che gusta ricca, intensa, interventoso, analiticoso, profondoso, qualche riflessione proprio sulla sudella, che è oggetto, esas regionadas che si non fa tende, non deve essere una superfluità, che fa tende di sovranità, di sovrania. Io credo che un modo di fondo deve necessariamente riguardare sul senso di questo tema, sul senso di questa categoria che stiamo discutendo, e quindi forse si deve trattare di essere da esa logica di questa analisi, da esa analisi è tutto questa logica sua, praticare questioni di regione. Non so se voi sappiate che da un punto di vista filosofico molto collaudato esiste una distinzione molto importante, praticata soprattutto da pensatori come Kant e Hegel, fra la logica, che è strumento dell'intelletto, e la ragione, che invece appartiene al momento, per così dire, pragmatico, progettuale, propositivo del fare umano. La ragione è quasi sempre la forma di argomentazione o una forma di pensiero che appartiene, per così dire, alla sfera degli entusiasmi, alla sfera dei sogni, alla sfera del globale, alla sfera della generalità. La logica è invece il tipo di modalità, il tipo di forma che appartiene al pensiero che dimori negli ambiti dell'analisi. E accade spesso, secondo questi pensatori, ma secondo un'esperienza che ritengo consueta, che le ragioni della logica, le ragioni strette e stringenti delle argomentazioni logico-analitiche, facciano naufragare i percorsi della ragione, nel senso che riescano,
con argomenti appunto spesso molto pratici e perentori, a mettere la ragione spalle al muro, nel senso di dirle: cara ragione, signora ragione, abbiamo grande stima di te, però fatti un po' di conti, no? Dal punto di vista oggettivo i tuoi entusiasmi o i tuoi progetti non possono tornare. Che cosa fa la ragione quando si trova messa a spalle al muro dalle argomentazioni logiche di questo tipo? Beh, in genere lancia un colpo da fanculo e procede. Nel senso che le ragioni della logica sono spesso ragioni molto legate, per così dire, alla processualità della parola, alla processualità della comunicazione, che è molto legata all'effimero, molto legata, come dire, alla stagionalità del mode, no? Per cui accade molto frequentemente che nella vicenda dei ragionamenti argomentativi ci sia un divenire e un rapido avvicendarsi di spiegazioni e di appunto messe a punto, mentre molto più resistente nei suoi percorsi e nelle sue traiettorie, voglio dire più duratura, è la ragione con i suoi contenuti, nel senso che proprio operando negli ambiti del non sempre motivato, del non sempre ragionato, ma l'ambito degli entusiasmi e della volontà, gli ambiti del bisogno, gli ambiti delle spinte reali, la ragione continui continuamente ad affermare le sue istanze. E io credo che a proposito del nostro modo attuale di vivere il problema sovranità, il problema indipendenza, ci sia in atto proprio una vicenda di questo tipo, che entrino in campo dicotomie della stessa natura. Certo, noi da anni siamo messi alle strette, incalzate dalle ragioni della logica, delle argomentazioni che poi si traducono quasi sempre nella parola impossibilità. Però altrettanto lungamente noi continuiamo a desiderare e a volere che proprio l'oggetto, come dire, negato, contraddetto della logica, continui a imporsi, continui a parlarci e ci parli con un linguaggio che è molto suadente, è molto persuasivo, non tanto sul piano degli argomenti, quanto sul piano delle voglie, dei desideri, dei sogni, dei bisogni storici, bisogni oggettivi, di uscire dalla palude appunto delle tante politiche che producono il politichese, no? Delle tante argomentazioni che producono l'idea, lo spavento dell'impossibilità. Ma già da tempi lontani categorie come quelle in ballo oggi sono state riconosciute come necessarie. Già in termini giusnaturalistici la sovranità è un diritto che non dovrebbe essere in nessun modo contestato. Cioè è un'appartenenza dell'essere umano
è un'appartenenza dei soggetti storici che vivono nel tempo, no? Nella temporalità del mondo, a cui è giusto, è legittimo aspirare, e dentro cui, in effetti, ogni essere umano degno di questo nome dovrebbe sapersi proiettare e situare. Se questo è vero da un punto di vista generalissimo, di tipo sempre molto generale, la visione naturalistica, direi che diventa ancora più legittimo, ancora più vero in un mondo come quello sacro. In un mondo cioè in cui possono entrare in ballo ragioni ulteriori di legittimazione al diritto della sovranità e dell'autodeterminazione. Perché noi, dal punto di vista della nostra cultura, della nostra coscienzialità, della nostra formatis, abbiamo, direi, da millenni conquistato una maturità che ci rende ben degni a rivendicare, a volere, a pretendere, ad affermare il nostro diritto all'autodeterminazione. Ci appartiene una maturità, appunto, di tipo culturale e di tipo esperienziale dal punto di vista storico, oggettivo, per cui abbiamo molti fattori per porre la nostra candidatura a ritenerci, a poterci ritenere sovrani di noi stessi e di quanto ciò appartiene sul piano del nostro, sul piano delle proprietà, sul piano del esatto sarebbe dire sul piano delle appartenenze. Perché chi siamo? Gente. Noi siamo gente che a partire da molto lontano, dall'età nuragica stando nei territori, all'età giudicata assai più documentabile dal punto di vista storiografico, abbiamo maturato importanti e fondamentali esperienze di autonomia e di autodeterminazione, di sovranità, addirittura rifiutando, respingendo come incompatibili con le nostre forme culturali tutte le insidie di tipo statuale o di tipo egemonico che avrebbero potuto prendere piede, prendere forma anche in un mondo come il nostro, per semplice contaminazione, direi, mediterranea, per il semplice fatto che noi ci troviamo al centro del Mediterraneo, potevamo essere facile preda di contaminazioni che ci portassero ad accettare monarchie, forme urbane nell'organizzazione del territorio, forme sacerdotali nell'amministrazione delle realtà dello spirito, sul piano delle forme dell'attività economica. Pare che la civiltà nuragica
si sia puntualmente opposta proprio a tutte queste insigne, a tutte queste forme che avrebbero direttamente portato alla eliminazione, al naufragio di tutte le presenze di tipo autodeterminante, di tipo sovrano, di cui eravamo portatori. Se andiamo a guardare poi l'età giudicale, mutatis mutandis, molto di tutto questo si perpetua e molto di tutto questo si imprime in modo molto profondo nella nostra coscienza e addirittura nella forma mentis del nostro modo di essere. Tanto è vero che quando, da un punto di vista storico, noi conosceremo le forme della subalternità e sappiamo quali, non è il caso di citarle, si sono avvicendate, direi quasi in rapida successione, sempre accentuando proprio la forma della subalternità. Noi in qualche modo dentro noi stessi abbiamo resistito organizzando per così sul piano sul piano, sarei per dire del mito, se non fosse depistante e in qualche modo, come dire, equivocante. Ma certo in qualche cosa che rassomiglia al mito, nel senso che per esempio il senso della doverosità, il senso del cosiddetto dover essere secondo certi paradigmi rispetto alla fattualità della storia, ha sempre costituito la roccaforte, il tipo di spalti all'interno dei quali una coscienza come la nostra si è insediata, si è arrotata. Noi siamo diventati creature del possibile, siamo diventati, per così dire, contestatori dell'apparenza, oltrepassatori sistematici di ciò che immediatamente testimonia dell'essere, per così dire, cultura delle cose, per confronto diretto, ma anche per contrasto, con l'idea stessa di come le cose devono essere, che ci è rimasto impresso nella mente proprio come memoria di esperienze ottimali, di esperienze felici fatte in altri mondi. Dunque, questa che noi stiamo chiamando autodeterminazione, sovranità, appunto corporale di indipendenza, sono vecchie formazioni, direi quasi calli, no? Che sarebbe molto difficile estirpare, no? In una struttura soggettiva, culturale, interiore come la nostra. Allora, se si tratta di recuperare l'ambito della ragione e gli orizzonti, no? Di questa ragione che si contrappone alla logica, in effetti
sul piano oggettivo, noi per continuare a parlare di sacralità, no? Basterebbe che ci ispirassimo al nostro passato, basterebbe che ci voltassimo a guardare e a trarre, per così dire, indicazioni di traiettoria. Queste cose noi, in effetti, le abbiamo iscritte nel nostro DNA culturale. Francamente ci stupisce che si possano fare discorsi in qualche modo, come dire, antagonistici rispetto a questa necessità. Accusamos usualmente dai sempre, anche se siamo stati storicamente stoppati, no? Il nostro cammino è storicamente